forze dell'ordine, carro attrezzi in piazza Montebelluna, sgomberato l'invalido che protestava contro Veneto Banca, e a Vicenza anche dalla Marca il processo per il crack BPV. Il direttore generale dell'ULSS rassicura i pazienti di oncologia del Cafoncello preoccupati per la riorganizzazione del reparto. Il servizio, garantisce Benassi, migliorerà. Mondo del fumetto e della cultura trevigiana in lutto per l'improvvisa morte di Massimo Bragaggia, stroncato da un malore a soli 50 anni. Il festival andrà avanti, lui vorrebbe così. Asfalto scivoloso e disattenzione, raffica di incidenti sulle strade in mattinata, scontri a San Biagio, Riese e Preganziol, 9 feriti al pronto soccorso. Amministrative di Treviso, partito da Canizzano il tour nei quartieri del candidato Movimento 5 Stelle, Lo Sappio, mentre a San Tommaso potere al popolo presenta gli aspiranti parlamentari. Tuoni e grandine a gennaio, nella Marca il temporale che non ti aspetti, e invece l'esperto spiega che non si è trattato di un fatto eccezionale ma della cosiddetta neve tonda. Grande guerra, quando l'assalto del nemico si andava con il lanciafiamme e i soldati indossavano una maschera d'amianto per non bruciarsi il viso. Buonasera e ben ritrovati con il TG di Treviso. In primo piano, l'avete sentito dai titoli, la notizia che l'invalido che da un mese si era accampato fuori dalla sede storica di Veneto Banca a Montebelluna per ottenere il rimborso dei titoli investiti è stato sgomberato. Sentiamo. Alla fine l'ha spostata lui, la sua auto, simbolo della protesta di un risparmiatore truffato da Veneto Banca. Marin Haralambie, per tutti il rumeno contestatore, ha accettato di lasciare l'androne del palazzo di Piazza dell'Armi che da Natale ha occupato con la sua auto per continuare la sua contestazione poco più in là, nel parcheggio tra banca e il municipio. È il finale di una mattinata iniziata alle 6 con l'arrivo di un carro attrezzi e il tentativo dei carabinieri di rimuovere il veicolo. Marin a quel punto è salito in macchina e da quel momento non è più sceso, vanificando l'azione intimata dalla Procura di Treviso. Un blitz sfumato anche dall'arrivo degli attivisti dell'associazione Don Torta, che da 4 settimane supportano la permanenza in piazza del rumeno disabile a causa di un incidente sul lavoro e che rivuole i soldi del risarcimento investiti in azioni Veneto Banca. Noi siamo qua per dargli la nostra vicinanza, però non possiamo oltrepassare la linea che hanno delimitato le forze dell'ordine. Siamo qua appunto per assistere a quello che può succedere che non sappiamo. Per tutta la mattinata c'è stata la mediazione delle forze dell'ordine per una situazione commentata così da cittadini e passanti. Ma secondo lei va sgomberato o no? Difficilmente perché tutti i cavilli della legge italiana non permettono facilmente di poter... Ma è giusta o sbagliata questa protesta secondo lei? La protesta è giusta, è il modus che forse... Secondo voi è giusto sgomberarlo? Assolutamente no. Perché? Perché sta combattendo per la sua vita e anche indirettamente per noi altri che siamo stati truffati dalla Veneto Banca e dalla Vicentina. Sarebbe un po' ora o no? È giusto tirarlo via. Perché? Perché di sì. Ma non è giusto, cioè lui sta protestando per i soldi che gli hanno portato via. Però va bene anche tirarlo via ormai, perché tanto che è qua. Insomma. Sarebbe giusto sgomberarlo se con la stessa rapidità avessero sgomberato chi ha provocato tutto questo. A portare la sua solidarietà a Marina anche il sindaco di Cornuda. In Veneto ci sono 230.000 truffati dalle banche popolari e abbiamo bisogno di una persona rumena che venga a accendere i riflettori su questo importante tema. I veneti dovrebbero svegliarsi. Marin da oggi continuerà la sua protesta, ma dal parcheggio posteriore della piazza. Tornerà a casa? È chiuso il discorso. Lei rimane qua insomma. E fino a quando? Fino a quando mi danno i soldi e ritiro le denunce, il comune, anche la banca, anche il comune, e mi danno soldi con interessi aggiornati. E mentre in piazza le forze dell'ordine trattavano con l'azionista truffato, in una sala convegni vicino al Duomo di Montebelluna si discuteva della legge approvata a sostegno dei risparmiatori traditi, ma anche di provvedimenti in difesa di chi ha dovuto subire le operazioni baciate. Sentiamo.
Umanamente mi dispiace, ho cercato in tutti i modi di evitare che lui dovesse rimanere in quelle condizioni in questo lunghissimo periodo. Il tema è che una manifestazione è lecita in un paese democratico, l'appropriazione, come dire, di un luogo peraltro pubblico, anche se privato dal punto di vista della proprietà, perché è di fronte alla banca, tra l'altro mi risulta che coincidesse anche con la via di fuga per i vigili del fuoco, quindi insomma è evidente che questa cosa non poteva rimanere. Ha commentato così la senatrice montebellunese l'operazione sgombero di questa mattina. Onorevole presente alla riunione organizzata sempre a Montebelluna dall'associazione Zellino da Onara per fare il punto della situazione dopo l'approvazione della legge a sostegno dei risparmiatori traditi. La politica sta accelerando, ha accelerato moltissimo a partire da giugno, quando c'è stato il decreto banche che ha salvato correntisti e aziende, nonché 11.000 dipendenti. Oggi, dopo la commissione di conciliazione, dopo il bilancio con i 100 milioni, stiamo mettendo in piedi la griglia che dovrà prevedere coloro i quali hanno diritto immediatamente al rimborso e quelli che invece ne avranno diritto in percentuale in relazione a determinati limiti. Proprio per questo l'associazione vuole ulteriormente premere sull'acceleratore. In quanto noi stiamo combattendo comunque per le norme attuative, perché sono quelle importanti. Ripeto che il fondo è alimentato dai conti dormienti. Noi abbiamo chiesto alla politica, siccome i conti dormienti non si sa quanti miliardi ci sono, se voi andate a verificare quanti miliardi ci sono e li mettete nel fondo come prevedono due leggi, abbiamo risolto il problema. Un intervento unico in Europa. Si sta correndo come non è mai accaduto in questo Paese, perché stiamo parlando comunque di una vicenda che è unica, diciamo, a livello internazionale, il fatto che il governo abbia garantito un fondo a favore appunto dei frodati. Inoltre c'è il tema degli NPL, cioè di coloro che si ritrovano magari, e questa è una beffa, ad essere contemporaneamente stati obbligati ad acquistare azioni, va bene, e nel contempo ad avere un mutuo che magari non hanno più potuto onorare perché quelle azioni si sono volatilizzate. Per questo l'associazione sta promuovendo un'ulteriore azione legislativa con un fondo garantito dallo Stato. Noi abbiamo ideato questo fondo disdebito che è strutturato con norme europee, che praticamente può essere una soluzione per evitare che questi soldi deteriorati, questi debiti deteriorati vadano in mano alla finanza speculativa. Ed intanto a Vicenza questa mattina una nuova udienza nell'ambito del processo per il crack della Popolare di Vicenza, in aula le parti civili, fuori la rabbia dei risparmiatori, tra loro anche diversi trevigiani. Sentiamo. Giustizia! 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 Ladri! Dentro gli avvocati, fuori i risparmiatori. La voce di chi questa mattina per difendere il suo assistito, imputato nel processo del crack della Banca Popolare di Vicenza, ha cercato di smontare decine di costituzione di parte civile adducendo svariate motivazioni e l'urlo straziante invece di chi è rimasto fuori in tutti i sensi. Io ho perso 40 anni di lavoro e lavoravo in Banca Popolare di Vicenza. Hanno fatto i sequestri per le spese del tribunale, questo lo vedo una cosa non giusta, insomma, perché dovevano farli prima i sequestri, non solo adesso. Quelli che meritano di essere messe in galera sono fuori e gli onesti sono come noi, qua che aspettano e sono stanchi di aspettare. Quanto ha perso lei? Beh, potevo acquistare un SUV di quei tipo Porsche. I risparmiatori che hanno contestato il sequestro conservativo operato ieri dalla Guardia di Finanza ai beni degli imputati. Nello specifico nel sequestro sono finiti alcuni terreni di proprietà dell'ex presidente Zonin, oltre ad un vigneto, un piccolo bosco e partecipazioni, sigilli e 3 abitazioni di proprietà dell'ex direttore Sorato, titoli di Stato a Pellegrini che la procura aveva intercettato mentre stavano per essere trasformati in lingotti d'oro, sequestri che però di fatto andranno a tutelare lo Stato per le spese processuali e non loro, i risparmiatori. E per noi non ci sarà nulla, vogliamo dei capi di imputazione seri, pesanti, che ci sia giustizia e che ci sia restituzione della somma che ci è stata derubata. Gli avvocati dei risparmiatori a decine oggi in aula si dicono pronti ad una contromisura che potrebbe in parte sbloccare i beni sequestrati attraverso la revoca degli atti, una procedura lunga e costosa ma che potrebbe rimettere in gioco quei beni anche a favore di chi ha investito i risparmi di una vita sulla Banca Popolare.
Ed ora la sanità, trasferimento e riorganizzazione di oncologia dell'ospedale Caffoncello. Il direttore generale dell'ULSS, Francesco Benazzi, risponde alle preoccupazioni dei malati dopo l'appello lanciato ieri ad Antenna 3. Sentiamo. Il timore più grande in questo momento qual è? Di perdere appunto la capacità di essere curati dal personale specializzato e di avere più ostacoli nell'accedere alle cure. Quindi è qualcosa per me e per ogni ammalato, insomma, quello che stiamo facendo. Don Pierluigi Guidolin, rettore del seminario vescovile, con lui altri malati impegnati nella dura battaglia contro il cancro ed in cura all'oncologia del Caffoncello, sono molto preoccupati per quella che chiamano distruzione programmata del reparto, tanto da organizzare un volantinaggio in ospedale e chiedere il sostegno dei cittadini contro la riorganizzazione che prevede il trasferimento di reparto, ambulatori e degli hospital dalla sede staccata di via Scarpa al corpo centrale dell'ospedale. Oggi sulla questione interviene il direttore generale dell'ULSS 2 rassicurando i pazienti. Andremo a fare un reparto con 2 stanze, 2 posti letto col bagno in camera. Andremo a riammodernare anche dal punto di vista tecnologico e quindi daremo una risposta puntuale e precisa a quello che loro ci chiedono, compresi ovviamente i parcheggi che andremo a creare. Proprio quella della dislocazione dei nuovi locali separati e lontani dal parcheggio è una delle preoccupazioni dei malati che dopo aver fatto la chemioterapia spesso faticano a camminare. Andremo a aumentare il numero di parcheggi. Oggi i parcheggi dove sono attualmente, che è una sede isolata, sono esigui rispetto a quelli che andremo a dare e faremo entrare addirittura le macchine dei pazienti nella camera calda della medicina. L'altro grande timore dei malati riguarda la carenza e le competenze specifiche dei medici. 2 tra i più apprezzati dottori del reparto sono già andati via. Anche questo problema, rassicura il direttore generale, verrà risolto a breve. Alla Regione quando noi chiediamo la sostituzione, come la stiamo chiedendo qua a gennaio, ce la dà immediatamente, per cui come i medici vanno via saranno sostituiti da altri medici che arrivano. Mondo della cultura in lutto a Treviso per l'improvvisa scomparsa di Massimo Bragaggia, presidente e anima del Treviso Comic Book Festival. È stato trovato già privo di vita a pochi passi dalla tomba del padre nel cimitero di San Lazzaro a Treviso. È morto così, all'improvviso, probabilmente per un infarto. Massimo Bragaggia, 50 anni, anima del Treviso Comic Book Festival, la rassegna di fumetti della quale era presidente e che ogni autunno colora la città di Treviso. Un lutto che ha colpito il mondo culturale della città ed ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo conoscevano e ne apprezzavano l'attività. Bragaggia, oltre che presidente della prestigiosa rassegna, guidava l'associazione fumetti ed era titolare della fumetteria Tarantola accanto alla chiesa di Santa Maria Maggiore. E se Treviso per una settimana all'anno è la capitale del fumetto, con una rassegna che è cresciuta ogni anno fino a richiamare in città decine di migliaia di persone, il merito è proprio di Bragaggia, che ha avviato la rinascita del festival, buttandosi anima e corpo in questa avventura. Tra l'altro era quello che aveva fatto partire tutto. Quando era finito Treviso Comics, lui con la sua grande grinta, la sua grande energia aveva messo in piedi una piccola fiera del fumetto che poi nel corso di questi 15 anni è diventata il Treviso Comic Book Festival. Facciamo le condoglianze alla famiglia e tutto il mondo del fumetto ha perso una grande figura. Profondo il cordoglio in città per l'improvvisa scomparsa di Massimo Bragaggia. La data dei funerali non è ancora stata fissata. La famiglia ha deciso di donare le cornee. Intanto gli amici e compagni del Treviso Comic Book Festival pensano a continuare quel progetto che tanto gli era caro. Non ci siamo ancora parlati, ma sicuramente lo faremo perché lui vorrebbe che noi andassimo avanti a portare avanti quello che ha iniziato. Ancora cronaca, giornata difficile quella di oggi sulle strade della Marca con una serie di incidenti, fortunatamente dalle conseguenze non gravi. Vediamo. 3 incidenti, complessivamente 9 persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. È il bilancio di una mattinata difficile sulle strade della Marca. Intorno alle 9, lungo la Postumia, a San Biagio di Callalta, scontro tra 2 vetture, l'impatto violentissimo. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del SUEM per assistere le 2 persone rimaste ferite e trasportate al Caffoncello. Le loro condizioni non sono gravi. Qualche ora più tardi, intorno alle 11, Riese Pio X, all'altezza del supermercato, un'auto con a bordo una donna di 49 anni e il figlio di 15
15 è uscita di strada per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine ed è finita contro un albero. Sul posto si sono subito recate 2 ambulanze e l'elicottero del SUEM, oltre ai vigili del fuoco. I 2 feriti sono stati trasportati all'ospedale di Castelfranco. Intorno alle 12:30 poi un altro incidente, questa volta a Preganziola, all'uscita del casello autostradale. 2 auto si sono scontrate frontalmente, 5 le persone rimaste coinvolte, 3 con ferite lievi e 2 con lesioni più serie, tutte ricoverate al Cafoncello di Treviso. Spaccia sul Lungosile, a Treviso, nigeriano arrestato dalla polizia. Stava spacciando nell'area adiacente al Sile, all'altezza di Viale Trento e Trieste, nel tardo pomeriggio di ieri, quando è stato notato da una pattuglia delle volanti impegnati in un servizio coordinato con i carabinieri per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di stupefacenti in centro a Treviso. Così un nigeriano di 25 anni è stato arrestato, era assieme ad un altro connazionale che verosimilmente faceva da palo mentre armeggiava per recuperare la droga nascosta nel verde. Alla vista degli agenti il 25enne cercava di disfarsi dello stupefacente. Invano. I poliziotti hanno recuperato 38 bustine chiuse ermeticamente con dentro complessivamente 80 grammi di marijuana. Il 25enne, nulla facente ed in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato, mentre il complice, anch'egli disoccupato, è stato denunciato. Ed ora la politica, partiamo dalle elezioni comunali di Treviso, perché oggi ha iniziato il giro nei quartieri il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Al via il tour nei quartieri del Movimento 5 Stelle e del candidato Domenico Lo Sapio, che ha voluto partire proprio dal suo quartiere di origine. Partiamo oggi con questo nuovo tour dei quartieri dopo l'esperienza dell'anno scorso, un tour che prevediamo durerà i primi mesi dell'anno fino a fine aprile. Passeremo per tutti i quartieri di Treviso ancora una volta per raccogliere suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini. I cittadini si fermano a segnalare i problemi di una delle zone più periferiche della città, a ridosso di Quinto, primo tra tutti il nodo irrisolto della viabilità. È stato installato solo un semaforo che rimane sempre verde, quindi non serve a limitare la velocità delle auto, che di fatto da Santa Maria del Sile fino a Quinto sono liberi di correre senza alcun ostacolo. Per i 5 Stelle vanno installati dei rallentatori che obblighino i veicoli a rispettare i 30 km orari, suggerimenti utili alla stesura del programma elettorale, campagna ancora lunga in cui ha fatto il suo ingresso la candidata sindaco di Treviso Unica Maristella Caldato. Il numero di sfidanti è irrilevante, commenta Lo Sapio, e quando gli si chiede chi è l'avversario da battere risponde così. Probabilmente c'è chi ha più visibilità e chi ne ha meno. Credo che da battere sia soprattutto il disinteresse, un disinteresse che c'è da parte di una larga parte della popolazione. Credo che iniziative come quella che noi stiamo mettendo in pratica possano servire proprio a risvegliare la partecipazione. A San Tommaso, ora, dove questa mattina c'è stata la presentazione dei candidati della formazione di sinistra Potere al Popolo, che guarda anche alle amministrative di Treviso. Lavoro e ambiente in testa alle priorità della formazione politica che riunisce Partito Comunista Italiano e Rifondazione. A San Tommaso il gazebo per la raccolta delle firme e la presentazione dei candidati alle politiche nei collegi di Treviso. C'è un nuovo movimento che si muove senza avere collegamenti con altre forze politiche, diciamo tradizionali, quindi speriamo in un buon risultato. Ci sono dei belli obiettivi in questa lista, ci sono delle tematiche molto importanti che da altri vengono trascurate e c'è molto lavoro da fare. In questa settimana in cui ci sono stati morti sul lavoro e feriti, io credo che candidarsi qui sia un segno di dire che qualcosa deve cambiare. Dobbiamo avere più Stato e meno privato. Abbiamo voluto privatizzare tutto e ci siamo trovati nel fango. Dignità dei lavoratori e tutela del territorio da rappresentare anche nelle sedi istituzionali, questo l'obiettivo di Potere al Popolo. Tenere viva l'attenzione su tutte queste lotte occupazionali e ambientali, non solo per quel che concerne l'appuntamento elettorale, ma anche in successione a questo. Dalle elezioni politiche alle comunali di Treviso. Noi abbiamo osservato con molto interesse anche la nascita di coalizione civica nei mesi scorsi.
Osserviamo con molto interesse il percorso che sta facendo Raccaldato, perché comunque riteniamo che sia una persona che in questi anni si è molto impegnata per la città di Treviso. La sintesi ideale, conclude Gusetto, sarebbe una convergenza tra queste due realtà. Linea ora alla regia per qualche istante di pubblicità, subito dopo torna il TG di Treviso, tra poco. E rieccoci in studio con il TG di Treviso. 19 miliardi all'anno è la spesa che gli italiani sostengono per attività illecite, lo rende noto uno studio della CGA di Mestre, e in Veneto svetta la città di Treviso. Sentiamo. Una fotografia tutt'altro che incoraggiante, quella scattata dalla CGA di Mestre, che ha quantificato la spesa che sostengono gli italiani per le attività illegali e che ammonta a 19 miliardi di euro all'anno. Nel dettaglio circa 14 quelli per l'uso di sostanze stupefacenti, 4 miliardi per la prostituzione e 600 milioni per il contrabbando di sigarette. Un'economia questa che, a differenza di quelle legali, non conosce crisi. L'ultimo dato disponibile infatti segnala che il valore aggiunto di queste attività fuorilegge è aumentato negli ultimi 4 anni di oltre 4 punti percentuali. Dal settembre 2014 il valore aggiunto prodotto dalle attività illecite è stato addirittura inserito nel calcolo del PIL in molti paesi europei, compresa l'Italia. A conferma di questo quadro relativo alla dimensione guadagnata dall'economia generata dalle attività controllate dalle organizzazioni criminali, vi è il numero di segnalazioni pervenute in questi ultimi anni all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Tra il 2009 e il 2016 le segnalazioni sono aumentate di quasi il 380%. Su base provinciale le situazioni più a rischio, con oltre 200 segnalazioni ogni 100.000 abitanti, si registrano nelle province di confine. Più in basso nella classifica, con un range tra 170 e 199 segnalazioni ogni 100.000 abitanti, le province di Treviso, Vicenza e Verona. Ed ora lo strano fenomeno atmosferico che si è verificato questa mattina in varie zone della Marca trevigiana. Vediamo di cosa si tratta. In termine tecnico viene definito graupel, ovvero la neve tonda o grandine molle, un fenomeno atmosferico che consiste in una precipitazione solida costituita da palline di ghiaccio bianche e opache che cadono in situazioni di temperature vicino allo zero. Dovuta in particolare oltre ai rovesci, a delle temperature particolari, quindi in quota avevamo circa meno 4, meno 5 gradi a 1500 metri e 0 gradi al suolo. Dunque la precipitazione, il fiocco in partenza ghiacciato, è arrivato al suolo incontrando probabilmente una fascia di aria un po' più calda a circa 200 metri dal suolo, 0,5-1 grado, fondendosi quindi leggermente per poi righiacciarsi nuovamente a contatto con il suolo. Da Paese Estrana, da Breda a Treviso, questa mattina diverse le zone della Marca trevigiana che si sono svegliate con strade e marciapiedi imbiancati, ma la grandine è stata accompagnata anche da lampi e tuoni, una condizione meteo inattesa visto il periodo. Sembra fuori stagione, ma non lo è, non è così frequente in questo periodo, però può succedere proprio in presenza di questo tipo di venti, quindi nord-occidentali, e in presenza di differenze di temperature tra la quota e il suolo, è questo che ha determinato quindi anche questa attività elettrica. Lo sport è un veicolo straordinario che valorizza le peculiarità dei nostri territori e consente di ripercorrere pagine della memoria collettiva diffondendo un prezioso messaggio di speranza e solidarietà. Lo ha detto il ministro dello sport Luca Lotti intervenendo oggi a Vittorio Veneto, città simbolo della Grande Guerra, alla presentazione dell'eroica 15-18 Marathon, corsa che si terrà il 18 marzo prossimo per celebrare assieme agli altri eventi sportivi il centenario del conflitto 15-18, un programma che il Ministero ha sostenuto con un contributo di 24.000 euro. Il calendario degli avvenimenti inizierà il 15 marzo con la quinta edizione della Maratonina della Vittoria, quindi l'eroica 15-18 City Run ed i percorsi della vittoria, ed infine la 42 km che attraverserà i territori dei comuni coinvolti nel conflitto per promuovere gli aspetti storici e
paesaggistici. E continuiamo a parlare di eventi legati alla Grande Guerra con la nostra rubrica del sabato dedicata agli oggetti della Grande Guerra che sono diventati cimeli delle nostre famiglie. Questa sera è la volta di una singolare maschera recuperata lungo il Piave a San Donà e fatta tutta di amianto. Vediamo. Uccidere con il lanciafiamme. C'era anche quest'arma negli assalti alle trincee nemiche durante la Grande Guerra. Una fine atroce, avvolti dal fuoco, lanciato dai soldati che si proteggevano con questi guanti e queste maschere. Il lanciafiamme era potente all'epoca, era un nuovo strumento e andavano all'attacco con questi lanciafiamme dentro sulle trincee nemiche, dentro sulle trincee austriache. Questa è stata trovata proprio lungo l'argine del Piave, San Donà di Piave, anzi sulla zona di Mosile, proprio in golena del Piave, circa una quarantina d'anni fa dal sottoscritto. Cimeli rarissimi e per certi versi ancora oggi pericolosi, visto che la maglia con cui sono intrecciati è di una fibra che causa tumori ai polmoni e che allora faceva anche da filtro per l'aria che veniva respirata dal soldato che li indossava. La particolarità è che è un cappuccio e il guanto è tutto in amianto. Strumenti di offesa e difesa alla fine mortali per tutti, oggi oggetti che non possono non far riflettere sulla crudeltà della guerra. La prima guerra è stata una guerra terribile, anche con l'utilizzo, a parte l'utilizzo dell'arma bianca, dei fucili e delle mitragliatrici, ma anche l'utilizzo dei primi lanciafiamme, e poi indossavano questi indumenti, diciamo, in amianto proprio. Adesso l'amianto è un prodotto tossico, come sappiamo benissimo, con tutte le procedure eccetera che va per smaltimento, ma queste maschere in amianto venivano indossate direttamente sulla testa dei nostri poveri soldati, delle nostre povere truppe d'assalto che andavano all'assalto verso le trincee del nemico austriaco. Ed è tutto per questa edizione, come sempre in chiusura le previsioni del tempo per la giornata di domani. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Una buona serata, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ci attende una domenica caratterizzata dal sole, bel tempo dunque sulle nostre regioni. Andiamo meglio nel dettaglio della giornata del 21 gennaio. Sul Veneto tempo asciutto e stabile su tutti i settori della nostra regione. Sarà infatti una bella giornata all'insegna dell'ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Vediamo insieme anche le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra -2 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole, il cielo si presenterà sereno praticamente su tutti i settori o al massimo velato. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi oscillanti tra -1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bellissima giornata di sole, il cielo si presenterà in prevalenza sereno sulla nostra regione o al massimo poco nuvoloso. Deboli nevicate anche a bassa quota sui settori alpini di confine. Temperature massime tra 10 e 11 gradi, minime sotto zero tra -4 e -1 grado. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.